C'è amarezza a Cortina dopo l'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di sci. Ennesimo danno causato dall'emergenza coronavirus che il sindaco commenta così. Difficile quantificare, ovviamente si parla di diversi milioni di euro, ovviamente il danno che in questo momento ovviamente subisce la macchina organizzatrice, c'è ovviamente la consapevolezza ovviamente di ripartire, sapendo ovviamente che questo era sicuramente un test event molto importante, un evento molto importante in previsione ovviamente dei mondiali del 2021. Credo che in qualche modo sia anche un po' forse uno schiaffo nei confronti non tanto di Cortina ma nei confronti ovviamente del paese Italia nel suo complesso. Credo che si ponga anche un problema politico, visto che c'era una richiesta specifica da parte del Ministro dello Sport, quindi del governo, sulla garanzia di poter ospitare l'evento. Danno economico e danno d'immagine, rincara la presidente degli albergatori di Cortina, Roberta Alverà. Fino alla fine di febbraio, quando la situazione era tranquilla, pensavamo di riuscire a fare un'ottima stagione, prolungandola fino al 3 maggio, che era la data comunicata per la chiusura degli ultimi impianti. In realtà adesso questa mancanza, oltre a tutti gli altri eventi che erano stati organizzati, oltre alla situazione in sé, perché come ha colpito tutta l'Italia, ha colpito noi, alcuni alberghi inizieranno a chiudere, qualcuno da domani, gli altri la prossima settimana. Solo per marzo gli albergatori di Cortina stimano perdite per 5 milioni di euro, ma al di là delle cifre, come ribadisce anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, il paese è in crisi d'immagine e servirà uno sforzo definito titanico per recuperare. La gente comprende il provvedimento, c'è chi si limita a condividere la cautela, chi va oltre e pensa alle conseguenze. Comunque, essendo che è un problema a livello globale, secondo me hanno fatto bene. Tutelarsi, secondo me sì, è giusto prendere anche le precauzioni anche nello sport, come nella scuola, come dappertutto. Secondo me ha fatto bene. No, sicuramente quello che è stato fatto bene, però l'economia bisogna che si riprenda, è inutile. Qualche cosa bisogna trovare, un sistema bisogna trovarlo. In senso chiudere, cioè non lo trovo, se facevano a porte chiuse non cambiava niente. Siamo dispiaciuti e propositivi perché comunque sono andato a sciare 2 giorni fa e ho visto l'organizzazione che c'era, era tutto pronto. Purtroppo è inevitabile, gli eventi sportivi e non solo sono cancellati tutti, però vi posso dire una cosa, l'Italia è un paese incredibilmente forte. Passeremo anche questa, non è semplice, costerà tanto dal punto di vista economico, speriamo poco dal punto di vista vite umane, ma siamo un grandissimo paese e non molliamo mai, come la linea del Piave, non molliamo più.